Cristina Maddalena a Tempio, Oggi sì, con i tuoi quadri meravigliosi, sì, tutti dedicati alla Sardegna. assolutamente. Allora, Cristina, ti sei dedicata alla Sardegna da quanto tempo? Non meno di 10 anni, non meno di 10 anni, però tieni conto che ho scoperto da poco di avere radici antiche a Busacchi, quindi probabilmente è una questione di DNA. Non Paese mi dispiace bellissimo, affatto, Busacchi. anzi, Cosa hai sì, scoperto? stupendo. Ho scoperto di avere delle analogie con le donne di Sardegna, questa meravigliosa e tenace volontà di essere appartenenti alle proprie radici. E questo in un periodo grave della mia vita mi ha dato modo di ri- rimpostarla, ecco, quindi radici, volontà amante. Quindi questo Tu tema. in questi 10 anni hai un po' setacciato tutta la Sardegna. Sì, con Mario, mio marito, ci siamo spostati tantissimo, abbiamo conosciuto molte persone che ci hanno raccontato, che si sono lasciate fotografare, che ci hanno ispirato e che ci hanno dato modo di capire che la Sardegna non è solo una spiaggia, non è solo la buona tavola, ma ci sono valori e cose importanti da sapere. I costumi, ti sei dedicata moltissimo a rappresentare i costumi, che penso sia una cosa anche difficile da rappresentare in pittura, o no? Il costume mi aiuta a raccontare quello che io ho nel cuore. La cosa importante è ricordarsi che c'è una radice, che ci sono dei valori molto forti che non devono essere dimenticati. Quindi da queste radici puoi evolvere, puoi fare tutto ciò che vuoi nel futuro, ma mai dimenticarsi da dove arrivi, chi sei. Quindi io ho immaginato di vedere queste donne 100 anni fa e forse anche più, che dalla loro situazione quotidiana di difficoltà e di povertà hanno saputo trovare la bellezza. Con questa bellezza loro hanno dato modo di sopravvivere e questo è il filo conduttore, cioè non è tanto il costume, perché io a volte non so neanche da dove arrivi questo abito, ma mi dà modo di capire che è fondamentale avere un qualche cosa che si può tramandare da madre in figlia, e questo è quello che io voglio trasmettere. C'è un costume che ti ha colpito, sorpreso, che ti è piaciuto in modo particolare? Mi sono affezionata molto al costume di Ololai. Ololai, ho conosciuto delle persone che mi hanno dato modo di capire la loro volontà di appartenenza, e quindi ne ho dipinto moltissimo, mi piacciono moltissimo i rossi, ho avuto modo di fotografarle durante la vestizione nella cavalcata sarda dell'anno scorso, e con queste immagini poi io ho potuto costruire e rappresentarle con Cristina, rispetto. la passione per la pittura, La quando è pittura è nata? sempre, sempre. Io ho sempre disegnato, dipinto fin da piccola, ho lavorato per 30 anni nelle discipline pittoriche, come art director, grafico art director, e poi ho lasciato il mondo della pubblicità nel 2011 e questo è diventato il mio quotidiano. Io dipingo ogni giorno per delle ore, quindi è il mio Ora in presente. Sardegna sei di casa praticamente, qual è il rapporto che hai con quest'isola? È quotidiano, di persona normale che vive con delle persone normali, che impara. Io imparo tantissimo, anche se la lingua sarda non la parlo, ma anche dai gesti, anche dall'accoglienza, dal vissuto quotidiano mi rendo conto che questi dipinti non sono altro che un qualche cosa che testimonia e che sta nella giornata, proprio perché anche le donne che si vestono con questi abiti lo fanno con estrema disinvoltura, non sono dei costumi ma sono degli abiti tradizionali. Questo è quello che ci tengo, che sento. Allora, in bocca al lupo per questa mostra, addirittura in Grazie. una sala prestigiosissima. Infatti, la storicità di questa sala è stupenda, stupenda, veramente. Quindi Cristina assieme a Giuseppe Biasi.
e il maestro Giuseppe un bel Biasi, connubio. spero che sia felice di vedere questo Sicurissimamente. passaggio. Bocca al lupo. Grazie.